amici bellini non citano la fonte nemmeno a pagarli, cioè se uno andasse lì li paga, dici vuoi citare la fonte così, loro comunque non la citano. Ma questo è un altro paio di maniche, sembro sì, che questa cosa male, brutto. Però devo concludere l'analisi tattica, il secondo tempo con le pagelle e poi si parla di alcuni rinnovi, cominciamo. Scusate il ritardo. Non ci posso proprio fare niente oggi perché ho tagliato i capelli e quindi non si sistemano più. Antonio Esposito, benvenuto. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Stiamo superando, vabbè, lasciamo perdere perché sennò la gente va in freva. Iscrivetevi al canale con fiducia e lasciate un like perché poi tra un po' potremo anche seguire le nazionali, sarà importante farlo. E vi volevo far vedere un po' gli ultimi screenshot del secondo tempo. Prima però, visto che un paio di amici bellini me l'hanno segnalato e hanno anche commentato così, se vi piace una citazione o un tweet che mi è venuto bene per una volta e che è diventato semivirale, ma che ci vuole a scrivere? Lo hanno virgolettato, sti die Mertens viene a Napoli, portalo qua a mangiare, si prende Osimhen sulle spalle e se lo porta in Turchia, risolve 50... Cioè potevate anche non scrivere il finale, risolve 50 problemi al minuto, proprio tutto proprio virgolettato. Però disegno genialità di Luca Carnevale, cioè il disegno lo citate l'autore, a me no, ma va benissimo. Su X succede anche di peggio, perché io mi invento una cosa, Napoli News, idea Elmas per gennaio, Conte apprezzerebbe, perché la live di ieri, se non l'avete vista dovete andarvela a vedere, Conte apprezzerebbe, perché così scrivono, no, parrebbe, e quindi non è la verità, però tu dici apprezzerebbe il ritorno del Macenere, che avrebbe già dato la disponibilità a tornare, la duttilità di Elif si sposerebbe alla grande con il modulo di Conte e potrebbe sostituire uno tra Foloruscio e Ngonghe in uscita. I classici articoli, no, che non sai niente, e ne ho scritto uno anche io. Tra l'altro sottolineando oltre quanto sarebbe bello riavere Elmas e il fatto che lui continua a tenere le nostre foto, sta là, magari fa panchina pure là, se vieni a fa panchina falla a casa tua, e lui non ha mai smesso, hai capito? Sta sempre qua. Niente di meno, Stefan mi ricorda, hanno scritto un articolo, Area Napoli, il Napoli valuta di riprendere Elmas a gennaio, aiuto, vi pesco come non si... Mamma mia. Analisi tattica, perché il primo tempo lo abbiamo analizzato ieri in live ed è tutto chiaro, tutte le larghe maglie di un pressing non fatto benissimo. Nel secondo tempo io mi sono scritto un po' di cose, perché io non vi posso parlare della partita se non me la guardo bene. Spinazzola che fa un po' l'attaccante come Olivera, il Napoli preme a inizio secondo tempo, Politano con il destro, e qua mi viene in mente il fatto di Elmas, Kvara che tira in tutti i modi, Kvara era indemoniato, non era preciso, ma era molto molto attivo e voleva risolverla lui, Raspadori che tira alto su un passaggio di Spinazzola, Lobotka che fa un giallo tattico molto importante, una palla persa da De Lorenzo e Lobotka spreca il giallo, o meglio lo spende per non far ripartire, bravo, è quello che dovrebbe fare anche chissà, quindi Lobotka bene anche a 2, confermo. E qua viene anche l'ammonizione a Conte, poi Spinazzola si fa una dormita, fa rimbalzare la palla così non benissimo, Kvara ancora tiri, questo centrale, Lobotka importantissimo che si prende un fallo a centrocampo e poi entra Lukaku che subito si fa vedere, si mantiene col difensore così, Kvara gli dà il pallone ma qua è leggermente in fuorigioco, in questo caso questa è classica occasione la caca, nel senso che gliela tira addosso un po' a portiere, bisogna dirlo. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere, allora... Però subito si sente il peso dell'attacco con Lukaku davanti. Dopodiché segnaliamolo questa cosa perché ancora non avesse capito, ma come l'espulsione così? Suzuki stava perdendo tempo dall'inizio della partita e qua arriva il giallo per perdita di tempo. Dopodiché l'intervento che farà dove si tocca il pallone ma prende anche Neres con un calcio nella pancia, è un intervento di vigoria sproporzionata, non fa niente che prende il pallone, è pericoloso, quindi il giallo ci sta, non fateci ridere, serve un ritmo indiavolato, subito dobbiamo finire questo video. Questa è un'occasione, calcio di punizione, Kvara spennella, diciamo spennella, un bello spiovente, arriva Buongiorno, vedete che i calci piazzati prima o poi ci torneranno utili, Buongiorno non di testa ma in spaccata, interviene, palla sulla traversa, purtroppo era leggermente in fuorigioco.
Il fuorigioco, dobbiamo stare attenti, c'è stato un po' di foga di recuperare la partita, troppe volte siamo finiti in fuorigioco e da qui purtroppo si vede molto bene che era in fuorigioco Buongiorno, però molto bene Buongiorno anche in fase difensiva. Ho scritto vari, bravo Buongiorno. Poi entra anche Neres, signori, qua Neres ha un'occasione clamorosissima, tu qua di pazienza, ma devi tirare, cioè ci pensa un pochino, poi vede Lukaku, ma Lukaku qua sta marcato, quindi il passaggio per Lukaku qua non c'era, qua dovevi tirare in porta. Fortunatamente anche questa qua era in fuorigioco, ho pensato magari lui sa di essere in fuorigioco, non tira perché magari dandola in mezzo l'azione continua, non la interrompe, ma poi l'avrebbero annullato lo stesso, non lo so. Bravo Neres comunque. Ma in realtà dai miei appunti risulta il fuorigioco qua di Neres non c'era, quindi attenzione, tira la prossima volta, altrimenti così. Ma molto bene il movimento che fa qua in profondità, e devo sottolineare il gran passaggio di Mazzocchi. Signori, qua non si è mai ideologici come da qualche parte che si fu mai ideologici. Mazzocchi non ci convince, Mazzocchi qua fa un passaggio in profondità perfetto per Neres in profondità, e qua si svolta la partita, quindi impatto di Neres sì, ma si deve dare anche merito a Mazzocchi che gli fa un passaggio a scavalcare perfetto, il pallone rimbalza, Suzuki esce e succede tutto quello che deve succedere. Bravo Paco. Poi qua con l'ingresso di Simeone vi volevo far vedere come si schiera un pochino il Napoli, e a tutti gli effetti 4-2-4, 4-4-2, vedetela come volete, anche 4-2-3-1, però Simeone e Lukaku stanno molto vicini, quindi due punte vere che vedete qui. Anghissà che va in accompagnamento, Neres molto largo, qua c'è Kvara molto largo con Spinazzola che si era inserito, perché sempre devono inserirsi poi i terzini, quelli che sono gli esterni. In questo caso Di Lorenzo sta qua, Lobotka sta qui, e qua c'è anche Buongiorno, c'è solamente Rachmani che è rimasto un po' più dietro, e con questo il Napoli comincia il suo forcing di una decina, quindicina di minuti, che poi arriverà a dove deve arrivare. Un paio di tiri alle stelle di Kvara, dove là c'era il portierino, quindi ci sta a tirare, anche forzare il tiro, però tieni la bassa, anche così. Ma non si può dire niente a Kvara, perché qua aveva messo in porta Simeone con un passaggio geniale. Simeone la controlla, invece avrebbe potuto, dovuto tirarla al volo. Questa è un'occasione clamorosa, e poi dopo arriverà tutto il no penalty, che rivedendolo forse in effetti tocca il pallone prima il difensore su Simeone. Poi c'è il gol di Lukaku, il passaggio è di Spinazzola, l'avete vista e rivista, inutile che ve lo faccio vedere, il gol di Anghissà su cross di Neres straordinario, e la parata di Meret. Tutto questo ci porta a dire cosa? Che il primo tempo sì, maluccio tutto, così, però il secondo tempo, devo dirvi la verità, il Napoli mi è sembrato tambureggiante, tamburellante, abbastanza sul pezzo. Poi non siamo stati precisi, a volte siamo stati un po' frettolosi nell'ultima giocata, poi sono entrati quelli un po' più freschi mentalmente, un po' più freschi così. Lukaku si vede che non sta ancora in formissima, deve smaltire, però se gli dai una palla buona, pum, poi benissimo. Quindi l'impatto che hanno avuto i nuovi, che li facciamo entrare. Spinazzola già l'ho fatto entrare al posto di Oliveira, ma andiamo per ordine. Do 6,5 a Meret, sì, concede il rigore, però lì è pure molta colpa del resto della squadra, qui che fanno andare a quello in libertà, quindi 6,5 anche per la parata che fa finale. Positiva secondo me la prestazione di Di Lorenzo, gli do 6. Rachmani 5,5, da centrale c'è ancora da lavorare, secondo me Boni gli si fa perno intorno a lui e tira e prende il palo. Rachmani 5,5, Buongiorno 6,5 invece mi sembra molto molto positivo. Se vedessi Buongiorno al centro starei più tranquillo, ma Hermoso sta alla Roma, quindi non c'è niente da fare. E Oliveira qui probabilmente non convince. Oliveira convince un po' di più in avanti quando finisce in questa zona qua, e quindi io gli do 6 perché ha delle difficoltà, però fa tatticamente tutto quello che gli sta chiedendo Conte, che credo gli stia chiedendo, ma è evidente, lo fa anche Spinazzola, quindi è proprio un dettaglio. Do 6,5 a Lobotka, non scherzate con Lobotka, veramente può tirare un po' il fiato, ma sta giocando da solo a centrocampo. Quindi ancora una volta, come tutto l'anno scorso, 6,5, fa delle cose molto intelligenti. E Anghissà, tra il voto della community che va intorno al 6, il voto mio che doveva essere, io gli do 5,5 gol compreso, arriva a 6 perché 6 è il voto che ho fatto fare agli abbonati quando ero nel dubbio. Faremo un voto per gli abbonati dedicato, quel voto che scompagina, e voi mi dite
nei commenti che ne pensate. Arriva a 6, però per me è un 5-5,5 come prestazione. Mazzocchi voglio dargli 6 per i discorsi che vi ho fatto prima. 5,5 Politano, si danno anche lui l'anima, però non è molto incisivo. 6,5 Kvara, perché alla fine quello che impegna il portiere è lui. Purtroppo devo dare anche 5,5 a Raspadori, che si impegna tantissimo, però non basta, e lì serve la punta, il punteruolo, e se Raspadori gli deve girare intorno, come alla fine girerà intorno Simeone. Quindi entra Lukaku, che si prende 7, entra Neres, che si prende 7, entra Simeone al posto di Mazzocchi, che si prende 6, e la situazione trasla e diventa questa qui più o meno, tatticamente. Quindi abbiamo dato più o meno i voti a tutti, penso di sì. A Spinazzola anche vorrei dare un 6, sì, molto simile ad Olivera, male in difesa, gli scappa qualche giocatore, però in avanti si propone, alle volte impreciso, però sta lì, quindi bisogna lavorare assai sugli esterni, e quindi positivo. Il più positivo degli esterni oggi è Mazzocchi, e va detto. Amici bellini, da New York Valerio Fluido è tutto, perché questo video vi arriva di notte, e di notte i video in Italia non si vedono, quindi abbiate pazienza. Ho dovuto finire il fantacalcio, abbiamo fatto 5 leghe da 8, 40 al fanta allenatore, una roba bellissima, quindi tenevo il che fare anche oggi. Io vi abbraccio, vi bacio. Si parla ancora del rinnovo di Meret, ogni anno il rinnovo di un anno di Meret, giustamente, come dicevo pure Versatile in live, perché Pastorello qualche soddisfazione per aver aiutato con Lukaku la doveva avere, e tutta una serie di altri discorsi legati ai procuratori. Sentiamo i rumori, ma sentiamo anche di un Giuffri, che probabilmente ci stanno facendo sapere che Giuffri ha mollato Mario Rui o viceversa, una cosa del genere, nella giornata in cui Osimhen si accasa al Galatasaray. Signori miei, poi capiremo bene i numeri, capiremo bene le cifre, eccetera eccetera. Quello che è certo è che noi dobbiamo tifare per Osimhen come se fosse ancora un nostro calciatore. Perché lo è, in modo tale che se si rivaluta tutti i discorsi ci facciamo anche qualcosina, altrimenti ce ne accorgeremo. E su TikTok ho postato una cosa di cui ha parlato Paolo Del Genio, e vi consiglio di andarla a vedere, poi la riprenderemo, perché c'è tempo, non c'è problema, non c'è tempo oggi, ma ci sono giorni senza partite dove potremo parlare di bilancio, si potrà fare il voto al mercato di tutte le squadre. Datemi un po' di tempo che mi organizzo. Dai, da New York Valerio Fluido è tutto. Se lasciate i like finali il capello si aggiusta, perché così è proprio, non si può proprio vedere.